Mi piace dire prima ancora che una personalità o un personaggio, una persona, perché Maestro Cultrera è una persona vera che fa dell'autenticità la sua forza e che ha ereditato la sovrintendenza del Teatro Massimo in un momento molto particolare in cui la regione siciliana aveva ingiunto o immediatamente lo risollevate oppure andremo alla liquidazione dell'ente e lui, grazie anche alla collaborazione di tutte le maestranze, dei collaboratori, degli amministrativi, è riuscito a fare una cosa straordinaria, riportare il nostro teatro ai fasti di un tempo, nonostante la dotazione finanziaria sia di gran lunga inferiore rispetto al passato, però abbiamo potuto garantirci spettacoli di straordinaria efficacia, appunto che con Parma siamo il primo teatro in rapporto ai biglietti venduti e posti occupati. Questo quindi in un anno particolare, topico per la città di Catania, perché fra poco si deciderà il destino della capitale della cultura per il 2028, volevamo forse un messaggio chiaro di quanto noi sulla cultura intendiamo investire.